Ciao Pandini, sono la Cristina, mi conoscete. Come state? Come va? Tutto bene? Io volevo dire tante cose. Inizio col ringraziarvi, sia per il, il supporto che mi date riguardante le varie spese mediche, per le operazioni, per tutto quello che riguarda la salute da cui non sono esente. Ehm, è una cosa di cui mi vergogno, però quando sei una ragazza grande con una malattia, non ti badano, diciamo, vanno più in soccorso o aiutano di più i genitori con i bambini che hanno delle problematiche, ma se vedono una come me, o sembra che li prenda in giro, poi mostro la documentazione degli ospedali, i referti delle visite, delle operazioni, di tutto, e mi fanno i vari controlli e dicono ok, sì, in effetti hai dei problemi fisici, sì, hai una malattia, sì. Essere donna con una malattia è ancora più difficile. Tralasciando questo discorso, ci sono rimasta parecchio male vedendo non faccio nomi, una youtuber, una ragazza che seguivo da tantissimi anni qui su YouTube, e avevamo delle cose in comune. Non siamo santi, nessuno è santo. E anch'io, quando non accettavo la situazione in casa, quando non accettavo me stessa, non accettavo i miei problemi di salute, non accettavo la mia malattia, mi punivo, mi facevo del male in tutti i modi possibili, con l'alcol, con le dipendenze, con le cattive compagnie, che sono quelle in primis che ti accompagnano a braccetto uh, in luoghi che sembrano felici ma poi non lo sono, ci resti incollato, intrappolato come in una ragnatela. E da lì è difficile uscirne da quella ragnatela, e quando pensi magari di riuscire, di farcela, che ce la stai per fare, no, ci ricaschi. E sono la maggior parte delle persone fragili, delle persone che ho conosciuto, sia persone che hanno avuto dei genitori che gli sono stati sempre vicini, e ragazzi che non hanno avuto genitori o che hanno avuto un rapporto spiacevole con loro, un rapporto disfunzionale in famiglia. Ci sono vari motivi, tanti motivi, troppi, ma io capisco, io mi metto al posto di queste persone anche perché ho voluto capire cosa significa fare certe cose, per poter capire delle persone a me vicine perché sono arrivate a quel punto di farlo, perché si sono volute così tanto male, perché vogliono cancellarsi, eliminarsi così, demolirsi. Io ad un certo punto, quando ho visto che anche se è una malattia, facevo la vita alla Vasco Rossi, facevo di tutto per farmi del male,
Sono Highlander, ragazzi, non mi capitava niente, non mi succedeva niente, quindi ho detto, bene, la finiamo, ma la finiamo, la stronchiamo, ma neanche adesso io bevo più, perché io non ho un equilibrio, non è che dico esco, bevo un prosecco e me ne torno a casa. Io bevevo il rum, ma non uno, non due, mezza bottiglia, ragazzi, qui non stiamo, non c'è il grigio, c'è il bianco e il nero e io mi conosco, so che ci posso ricascare, siamo umani, siamo deboli. Ammiro chi ha la forza di riuscire a dire di no e a autocontrollarsi. Abbiamo tutti un vuoto da colmare, abbiamo tutti dei traumi e ognuno trova la propria soluzione temporanea, momentanea, che poi te ne serve sempre di più per star meglio e che venderesti anche tua sorella pur di avere questa cosa per farti star bene, che poi non stai bene. E appunto, tornando al discorso di prima, a me è dispiaciuto molto vedere questa ragazza che ha trovato delle cattive compagnie ed è finita a vivere per strada. Da quanto ne so, ho visto i suoi video, è quasi un anno che vive per strada e continua ogni tanto a pubblicare video su YouTube. Io ho avuto a che fare con persone tossicodipendenti e loro non sono in sé cattive persone, sono, tolta la sostanza, loro sono delle persone molto sensibili, degli artisti, delle persone buone. Ehm, Questa sostanza li rende i- il male, sono dei bugiardi cronici, ma cronici, attori nati. E quindi io vedo questi video e non so se credere alle sue parole, se veramente sta meglio, se veramente sta male. Poi ho imparato una cosa. Io, quando ero giovane, ho vissuto in giro a Zonzo, dentro in Panda, per un bel periodo. Quindi so un po' come funzionano le cose. Questa ragazza cosa fa? Ha avviato una campagna di tipo donazioni per lei. Fate finta come i signori o le signore che trovate per strada, chiamiamoli senza tetto, ok? I clochards, e vi chiedono soldi. Io ho una paura bestia a dare i soldi a queste persone. Io molte volte sono andata in bar, gli ho preso i croissant, il cappuccino caldo, il tè caldo, un toast e gliel'ho portato. Le persone più anziane mi hanno ringraziata, stavano quasi per piangere ed è una cosa che mi ha riempito il cuore. È una piccola cosa che so che per loro vale tantissimo. Poi ci sono altre persone che tu gli porti il toast, gli porti l'acqua, gli porti la coperta e ti chiedono, ma i soldi? E sono proprio quelle persone che sono per strada e ti chiedono i soldi, che li usano non per prendersi da mangiare, ma per sabotarsi, farsi del male, comprarsi la dose, no? In parole povere.
non è più, non è più, non è il mio caso. A me dispiace molto per queste persone perché è come vedere se se al suo posto ci fossi stata lei, fossi stata io, se ero io al suo posto, potrebbe essere capitato. Magari in un universo parallelo potrei essere io la senza tetto che chiede soldi per poter mangiare, perché dopo 2 giorni che non mangi senti la fame, la sete, la senti, senti il freddo, senza la coperta, senza un posto per dormire, non sai di chi fidarti. E c'è un mio video del 2018 qui su YouTube, c'è ancora gente che lo commenta e lo guarda, in cui parlo dei rave party. Quelle feste, quei momenti, adesso io non vado più perché non riesco neanche ad andare fino in piazza senza capottarmi in un marciapiede. Secondo te io vado ad una festa? Ho raggiunto la consapevolezza che ho dei grossi limiti, ho le mie, i miei progetti e non voglio che vada tutto, che sia tutto evanescente, no? A causa di una serata che poi mi porta ad avere, no, di nuovo brutte compagnie, no. Io mi voglio bene, dovete volervi bene, cioè per favore ragazzi, perché io devo ringraziarvi tanto, perché con questa community di questo canale, con i vostri commenti, anche soprattutto su Instagram e su Facebook, io non so come sia possibile che... Cioè, solo sono io questa faccia, cioè... non ho fatto niente, cerco di fare quello che posso e comunque mi scrivete delle bellissime cose. E quando mi scrivono i genitori con i bambini con la sindrome di Noonan, cioè mi metto a piangere, perché, cioè io non posso fare niente tranne che consigliare questi genitori all'associazione Noonan Rasopatie, che loro possono aiutarvi di più di me. Quel famoso video in cui parlo dei rave, ora che sono più grandina e ci penso, è tutto un'illusione. È tutto come dire, pensa una cosa e l'universo te la porterà. No, devi essere. Io sono molto concreta, realista e pragmatica. Io non credo più alla condivisione delle cose, quello che è mio è tuo, quello che è tuo è mio. No, no. Ho trovato tante persone che ne hanno approfittato, tanti scrocconi, tante persone in difficoltà che vengono da te solo perché sono negli escrementi e hanno trovato te, che sanno che tu sei buona e puoi aiutarli, e poi quando loro trovano un'altra persona che li può aiutare meglio, si dimenticano di te. Per questo, per tante altre ragioni, io ho selezionato molto le persone che mi stanno vicino, che voglio vicino. Seleziono molto le persone da conoscere, che vorrei conoscere, però sinceramente io vorrei conoscervi tutti, vorrei fare una mega festa, un mega incontro tutti quanti insieme, organizzarlo con l'Osteria della Gioia e varie associazioni per i diritti delle persone disabili, no? Vorrei fare qualcosa con loro, fare degli spettacoli teatrali, fare dei film, non lo so. Ho nella testa un sacco di cose, un sacco di idee,
e pian pianino, fisicamente e psicologicamente, che faccio quello che mi consente di fare la Cristina, ecco, totally me. Mi avete mandato anche dei libri, ho preso dei libri. Uh, Oddio, guarda questo qua. Questo è un LED, a parte la spada laser che mi avete regalato, che Fabrizio ti ringrazio tantissimo. Questa, Pensi to the Fargia, è una luce a LED. E poi ho preso il libro del signor Ciome e la Claudia mi ha inviato, guardate un po', l'enigmistica in dialetto veneto e anche il cruciverba. Muy feliz. Te quiero con todo mi corazón, come puede ser. Ah, basta. Vi voglio bene. Non mi aspettavo tutto questo e spero che ci siano ancora tante cose belle. Adesso basta perché mi viene da piangere. Prima che piango, spengo il video. Leggo tutti i vostri commenti, li leggo tutti quanti. Ti quiero.